Anche ieri in Calabria si è vaccinato a buon ritmo, con più di 18.000 dosi inoculate. Restano però le resistenze dei calabresi sull'AstraZeneca. L'immunologo Minelli, un vaccino sicuro che dà una lunga protezione. Intanto da domani anche gli over 50 potranno prenotarsi sulla piattaforma. Le ferrovie della Calabria si rinnovano, tratte ammodernate, nuovi convogli per un trasporto agevole e sostenibile, e il treno della Sila vivrà una nuova stagione. Incontro a Messina per rilanciare il progetto. Spirli chiede l'impegno del governo. Per il sottosegretario Cancelleri il ponte sarà pronto in 10 anni. 90 minuti per conoscere il futuro dei rossoblù, un successo per sperare nella salvezza, altrimenti per i lupi domani si materializzerà la retrocessione in Serie C. Buonasera dalla redazione del TG10. La vaccinazione anti-Covid in primo piano. Sono oltre 660.000 le vaccinazioni inoculate in questi mesi in Calabria e anche ieri si è viaggiato ad alto ritmo con 18.000 dosi inoculate. Restano però le resistenze dei calabresi verso il vaccino AstraZeneca, anche se l'immunologo Minelli dice è un vaccino sicuro che dà una lunga protezione. Sentiamo. 145.500 dosi disponibili nei frigoriferi calabresi, il 18% di quelle fornite dalla nostra regione. Tra queste ci sono le seconde dosi che vengono e verranno somministrate quotidianamente a chi nelle scorse settimane o mesi, per chi ha ricevuto il siero AstraZeneca, deve effettuare la seconda dose, ma anche un surplus dovuto al fatto che in tanti rinunciano alla vaccinazione quando viene proposto il farmaco anglo-svedese. Ben 77.237 dosi sono conservate ancora nei frigoriferi. Anche quella di ieri in Calabria è stata una giornata record con 18.087 inoculazioni e anche ieri il Pfizer è stato il vaccino più utilizzato con 13.708 dosi, a seguire, ma molto staccato, AstraZeneca con 2.726, poi Moderna con 1.621 e in ultimo Johnson con sole 32 dosi inoculate. In ogni centro vaccinale molti over 60 si presentano con certificazioni varie per evitare di farsi inoculare il vaccino AstraZeneca e anche quando le presunte patologie non costituirebbero un fattore di rischio non superano il colloquio con i medici preposti all'anamnesi. Ci sono però segnali incoraggianti che giungono dai giovani. Tanti under 40 sarebbero disponibili ad aderire alle vaccinazioni con qualunque farmaco se fosse possibile accedervi. La voglia di immunizzarsi prevale sui rischi di effetti collaterali che ogni vaccino, come ogni farmaco, presenta. Dovremmo verificare oggettivamente i dati, misurare appunto il rischio reale della malattia rispetto al rischio reale pressoché nullo dei vaccini, misurare la validità di immunizzazione dei vaccini AstraZeneca, che posso garantirlo c'è a tutti gli effetti, diavolo come se non c'è e dura più a lungo rispetto anche agli altri, e quindi a fronte di tutto questo fare, come dire, liberandoci da quelle che possono essere le oppressioni che vengono da una falsa comunicazione, ecco, determinare quella che è la verità reale, e cioè è un vaccino efficace, è un vaccino che costa poco, è un vaccino che voglio dire, potrebbe in qualche modo aiutarci a liberarci, e qui dovremmo considerare un altro aspetto importante che è la sospensione dei brevetti, perché è chiaro che se facciamo tutto in casa nostra ma lasciamo ancora l'1,7% della popolazione africana vaccinato, è evidente che lì ci sarà un nuovo bacino infinito di soggetti che saranno ricapaci attraverso nuove varianti che verranno fuori di reinfettarci di nuovo. Intanto, in base all'ordinanza del commissario straordinario generale Paolo Figliuolo, dal prossimo 10 maggio, ossia da domani, sarà possibile anche per gli over 50 fino ai nati nel 1971 accedere alla vaccinazione anti-Covid-19. A comunicarlo è la Protezione Civile regionale. A partire dalle 12 del medesimo giorno, è scritto nella nota, sarà quindi possibile prenotarsi sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Sono indirizzi, anche numeri utili, c'è anche il numero verde e anche un numero SMS che trovate sul nostro sito TEN Online in un articolo in primo piano. Oggi in Calabria 312 casi positivi su 3.047 tamponi. Vediamo il bollettino con la suddivisione dei casi per provincia. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 743.001 soggetto, più 3.047 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 62.950, più 312 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 141, a Catanzaro 36, a Crotone 37, a Vibo Valentia 31, a Reggio Calabria 67, da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 419 nelle parti di malattie infettive e 34 nelle terapie intensive, 4 le vittime nelle ultime 24 ore, 1075 in totale dall'inizio della pandemia.
Dunque cambiamo argomento, parliamo di trasporti, le ferrovie della Calabria che si rinnovano, tratte ammodernate, nuovi convogli per un trasporto agevole e sostenibile. Il treno della Sila vivrà una nuova stagione, vediamo. Prestare attenzione, il secondo binario è in arrivo treno diretto a Rogliano. Il locomotore delle ferrovie della Calabria arriva in stazione. Tra qualche mese subirà un restyling deciso che lo renderà più confortevole per i viaggiatori delle tratte che percorre quotidianamente. E non sarà l'unica novità del nuovo corso della società di servizio di trasporto pubblico proiettata verso una fase di rinnovamento e investimenti. Una serie di investimenti che erano già stati avviati, che riguardano sia la linea, la nostra linea principale, che poi è la Cosenza-Catanzaro, sia una serie di pianificazioni di investimenti per il rinnovo del parco rotabile, ovvero dei treni, ma anche dei mezzi, degli autobus. Nuovi mezzi, tratte ammodernate e più veloci. Si punta a collegare Cosenza e Catanzaro in un'ora e mezza contro le 2 ore attuali. Informatizzazione e impiego di treni a emissioni zero. Ci sarà la possibilità di sperimentare e quindi anche rinnovare il parco rotabile con i treni ad idrogeno, che è una sperimentazione che è partita per il momento solo al nord, nella Val Camonica, e adesso il Ministero congiuntamente alla Regione hanno previsto un progetto che riguarda non solo Ferrovie della Calabria ma anche tutte le altre ferrovie isolate. Noi ci siamo mossi anticipatamente, abbiamo fatto una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università della Calabria, che è una nostra eccellenza, per sviluppare la fattibilità della realizzazione di una centrale di produzione e poi poter acquistare nell'arco di 2-3 anni una flotta di treni ad idrogeno che possa ovviamente andare sulle nostre linee. Le ferrovie della Calabria non trascurano la vocazione turistica. Il fiore all'occhiello è il treno a vapore della Sila. In futuro anche un semplice viaggio sarà un'esperienza da ricordare. Abbiamo avuto anche un grosso appoggio da parte della Regione, da parte anche dell'assessorato al turismo, per il rifacimento della linea turistica, che poi parte proprio da qui, da Cosenza Centro, per arrivare fino a San Giovanni in Fiore, e con i treni smart che abbiamo acquistato, quindi che sono treni innovativi, anche con la possibilità di allocare biciclette o quant'altro sui treni, che dovrebbe essere un veicolo importante perché domani uno da Cosenza possa arrivare a San Giovanni in Fiore, quindi arrivare in Sila tranquillamente. E adesso parliamo del ponte sullo Stretto, incontro a Messina per rilanciare il progetto. Spirlì chiede l'impegno del governo, per il sottosegretario Cancelleri sarà pronto in 10 anni. Si torna a parlare di ponte sullo Stretto. Dopo il parere favorevole della Commissione Tecnica all'attraversamento stabile dello Stretto, a Messina l'incontro tra il presidente Spirlì, il governatore della Sicilia Musumeci e il viceministro alle infrastrutture Morelli. Per Spirlì bisogna assumere al più presto una decisione definitiva. Abbiamo consegnato assieme al presidente Musumeci la nostra definitiva richiesta di costruzione del ponte sullo Stretto. Uno stretto che non è uno stretto tra 2 regioni dell'estremo meridione d'Italia, ma sono le 2 regioni di accesso all'Europa. Sono la porta del continente per chi viene dal mondo nuovo, e cioè dall'Asia e dall'Africa. L'Europa non può assolutamente farsi trovare con la porta d'ingresso, con la stanza d'ingresso staccata dal resto della casa. La Sicilia e la Calabria pretendono il ponte, non lo chiedono in ginocchio, non lo chiedono pietendo, ma lo pretendono perché i territori devono essere assolutamente unificati con il resto dei territori del continente europeo. Il viceministro ha sottolineato che il ponte è un'opera da fare il prima possibile. L'obiettivo, come dicevo, è di aprire i cantieri e quindi richiuderli nel più breve tempo possibile, perché questo non è un obiettivo infrastrutturale prioritario per Sicilia o Calabria, questo è un obiettivo prioritario per l'Europa. Dicevamo 10 anni per realizzarlo, sarà 3 campate, ci passerà la ferrovia. Queste sono le parole del sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che è stato intervistato dalla Stampa parlando appunto del progetto per il ponte sullo Stretto di Messina. L'opera, dice, serve per lo sviluppo del territorio e dell'Italia. Anche questa domenica per la festa della mamma sono tornate le azalee della Fondazione AIRC per contribuire alla ricerca contro il cancro. Sentiamo Rosella Pellegrini Serra, presidente di AIRC Calabria. Anche quest'anno è rifiorita in Calabria l'azalea della ricerca. Devo dire, tra mille perplessità, la paura della zona gialla, della zona arancione, della zona rossa, invece siamo riusciti a distribuirle. Ne abbiamo distribuite più di 10.000 in Calabria, oltre 1.000 solo nella città di Cosenza, e sono
Le 11:30, le azalee sono finite dovunque. Questo significa che l'importanza e la valenza della ricerca scientifica oramai è nelle coscienze di tutto il popolo nazionale, ma anche del popolo calabrese. Per noi è motivo di grande soddisfazione vedere come la gente investa sul proprio futuro e sul futuro degli altri, perché solo la ricerca ci salverà. Montagna terapia per pazienti operate al seno per tumore alla mammella, un progetto nato dalla collaborazione tra il CAI, sezione di Cosenza, e l'unità operativa di oncologia dell'Annunziata di Cosenza. Da un connubio tra l'unità operativa complessa di oncologia medica di Cosenza, diretta dal dottore Serafino Conforti, e dal Club Alpino Italiano, sezione di Cosenza, è nato questo splendido progetto che si chiama Oncorosa Trekking, la montagna che cura. Ed è un progetto di montagna terapia che è ormai risaputo essere positiva per persone che portatrici di differenti disabilità. Nel nostro caso il progetto è dedicato alle donne che hanno ricevuto la diagnosi di tumore mammario e sono state quindi sottoposte ai conseguenti trattamenti di chemioterapia e di radioterapia. Il progetto è così strutturato: ci sarà la somministrazione di questionari ad hoc al tempo zero e alla fine del progetto, ci saranno degli psico-oncologi che affiancheranno le signore, e si tratta di portare nell'ambiente montano in maniera totalmente sicura, infatti ci saranno gli accompagnatori e le guide esperte del CAI, le signore. Le uscite ovviamente saranno delle uscite che noi del CAI, infatti io, oltre ad essere oncologa, sono anche consigliere del Club Alpino Italiano di Cosenza, saranno delle escursioni che noi definiamo di tipo T, cioè delle escursioni molto semplici, senza grosse difficoltà e sotto i 2000 metri. E poi ci saranno anche delle uscite di Nordic Walking, il quale Nordic Walking è la famosa camminata con i bastoncini, che aiutano anche nel caso delle signore operate al seno a drenare la linfa per gli eventuali linfonodi che siano stati asportati durante l'intervento. Alla fine saranno somministrati nuovamente i questionari e si valuterà, e quindi si darà una vera e propria valenza scientifica al progetto nella valutazione eventuale o meno della positività di queste usufruire dell'ambiente montano. Il progetto è patrocinato anche da Oncorosa Ollus, la nostra associazione per le donne operate al seno, e dalla SIPO, Società Italiana di Psico-Oncologia, sezione Calabria. È stato ritrovato alle pendici del Monte Pollino il 47enne di Trebisacce, che ieri si era allontanato all'ospedale di Castrovillari. È stato dunque ritrovato intorno alle 10 di questa mattina. Sentiamo. Ritrovato in stato confusionale il giovane 47enne di Trebisacce che si era allontanato dall'ospedale di Castrovillari. L'uomo si trovava presso il nosocomio cittadino dopo essere stato ritrovato ieri nella piana di Cerchiara dopo 2 giorni durante i quali aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere uscito di casa di buon mattino per recarsi in campagna. E ancora una volta l'uomo, eludendo la sorveglianza dei sanitari dell'ospedale della città del Pollino, si era nuovamente allontanato. Sulle sue tracce gli uomini della stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, i volontari Ampana, la Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco, anche con un elicottero arrivato da Cosenza che ha perlustrato la zona Conca del Re dove è stato ritrovato. L'uomo è stato trasferito dal 118 presso l'ospedale cittadino. Prossimo servizio dedicato alle riprese dello short film dal titolo Il seme della speranza, diretto dall'attore e regista napoletano Nando Morra e prodotto dall'associazione di promozione sociale Rampa Film nell'ambito del festival L'Arte del Corto. È una storia che racconta il bullismo tra ragazzi della scuola media, Il seme della speranza, il film che sta nascendo a San Nicola da Crissa, diretto dall'attore e regista napoletano Nando Morra. Il seme della speranza vuole accendere i riflettori su una problematica sociale che è quella del bullismo e del razzismo tra i giovanissimi. Fondamentalmente la storia è quella di un professore, un supplente che arriva in una classe di prima media in cui uno dei ragazzi, un siriano, è emarginato. E in pratica poi le parole del professore in qualche modo faranno breccia in particolar modo su uno dei ragazzi, il Marco, che è un po' il tipico bulletto della classe, in quanto lui, il professore, definirà i ragazzi dei semi di speranza per un futuro migliore. Queste parole resteranno in qualche modo impresse sulla coscienza, sull'animo, diciamo, del ragazzo, che poi vedremo in qualche modo
senza spoilerare troppo, da adulto, e vedremo che in qualche modo hanno fatto presa su di lui. L'iniziativa rientra nell'ambito del Festival cinematografico L'Arte del Corto, giunto alla quinta edizione, promosso dall'amministrazione comunale di Monterosso Calabro, con l'intento di sostenere e valorizzare i territori e i talenti locali. Il festival è una cosa che sta coinvolgendo tutti i paesi nell'ottica di un percorso che stiamo avviando insieme al sindaco di Monterosso e agli altri colleghi del circondario, della Valle dell'Angitolo, su diverse tematiche. Questa del cinema è una cosa perlomeno gioiosa, spesso ci ritroviamo solo a discutere dei problemi, questo è un evento invece culturale importante che può dare un minimo di respiro in questo particolare momento, ed è una cosa importantissima soprattutto per i ragazzi. Sono stati coinvolti quasi tutti i ragazzi di San Nicola, qualcuno anche di fuori, e per loro sicuramente è una bella esperienza. E adesso lo sport e il calcio, domani si torna in campo per l'SB, scendono in campo anche Cosenza e Reggina. Per la Reggina una partita con poco interesse ormai con il Frosinone, mentre il Cosenza si gioca l'intera stagione in 90 minuti contro il Pordenone a Lignano Sabbiadoro, spera nella salvezza con una vittoria, altrimenti per i lupi domani si materializzerà la retrocessione in Serie C. Vediamo. Le strade di Cosenza e Pordenone si incrociano di nuovo negli ultimi 90 minuti del campionato di Serie B e non è una sfida qualsiasi. Nel 2017 Lupi e Ramarri si trovarono di fronte nel doppio confronto dei quarti di finale playoff. La spuntarono i neroverdi grazie a un gol segnato da Semenzato negli ultimi minuti della gara d'andata, con i rossoblù in 10 e in ansia per le condizioni di Alain Baclé, finito in ospedale dopo essere caduto di peso sulla testa. Nel ritorno al Marulla, l'assalto dell'11 di De Angelis non cambiò la storia di quella stagione. Lo scorso anno il successo nel post-lockdown con l'1-2 in 4 minuti firmato da Riviere e Bittante costituì una tappa fondamentale nella rincorsa del Cosenza di Occhiuzzi verso la salvezza. Ed ecco l'attualità, dopo la sfida senza reti al Marulla, con i rossoblù in 10 per più di un tempo, la partita di domani a Lignano Sabbiadoro, che può valere per il Cosenza il sequel nei play-out e una speranza di salvezza. 7 i punti di vantaggio in classifica, erano 11 al termine del girone di andata, una caduta libera dei friulani dopo la cessione di Dio. Il tentativo di frenarla cambiando guida tecnica non è bastato ad evitare il rischio di concedere al Cosenza una chance, e i rossoblù vogliono giocarsela fino in fondo. Serve solo un successo ai lupi per andare oltre i 90 minuti e restare in corsa per una salvezza tanto complicata quanto preziosa. Adesso calcio a 5, la Pirossigeno Città di Cosenza è in finale playoff, è stato battuto il Regalbuto 4-2 con tripletta di Pari De Marchio. Vediamo le immagini, quindi Pirossigeno che torna in campo dopo un mese, lo fa alla grande battendo appunto il Regalbuto nella semifinale playoff del girone D di Serie A2 e dunque approda in finale playoff, un bel successo per la squadra di calcio a 5 cosentina. Vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La presenza di un promontorio anticiclonico garantirà sulla nostra regione per i prossimi giorni una fase di tempo stabile, soleggiato e con temperature che subiranno un ulteriore lieve rialzo all'inizio della prossima settimana. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, nel primo pomeriggio possibili annuvolamenti sulle aree montuose ma senza fenomeni associati, temperature in lieve rialzo. Passiamo a mari e venti. Domani poco mosso il Mar Tirreno, ad esclusione dell'area dello Stretto, dove risulterà mosso il Mar Ionio con venti di direzione meridionale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, l'informazione torna alle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.